quell'esclamazione come tutto sommato è meglio che ci teniamo Gheddafi piuttosto che dopo ci siano altri pericoli. È una cosa vergognosa, è una cosa che dobbiamo assolutamente condannare. Oggi il popolo libico, come molti altri paesi del Nord Africa e del mondo, dicevamo poco fa quante sono le guerre, in modo particolare nell'Africa, anche che non sono conosciute, che non sono citate. Ecco, oggi come oggi sta scoppiando e si sta manifestando questo desiderio, questa volontà, questa insurrezione di libertà e di pace per questa gente. Credo che questo debba porre il problema non tanto, e chiudo, che cosa potrà accadere dopo nei paesi africani la caduta di queste dittature, ma credo che dovrebbe imporre invece a noi l'obbligo di riflettere di come noi ci dobbiamo porre nei confronti del mondo che cambia e che veramente ci mette alla misura, ci mette in una fase di misurarci se saremo capaci di essere all'altezza di questi tempi nuovi. Siamo in un paese dove si sta bene nonostante le difficoltà, perché se le raffrontiamo queste guai. Abbiamo però anche noi una crisi economica notevole, non sappiamo con la libertà vista la situazione che abbiamo, però certamente questo impone ancora di più la volontà di riflettere, di metterci a disposizione, di aprire le braccia e di fare ognuno di noi la sua parte per fare in modo che veramente la bandiera della pace possa sventolare quanto prima in Libia, in tutto il Nord Africa, in tutti i paesi del mondo dove c'è guerra, e che possa essere un monito per noi che la pace anche nel nostro paese va conquistata giorno per giorno col nostro impegno, con la nostra solidarietà. Grazie. Il giovane che si è dato fuoco il 4 gennaio si chiamava Mohamed Bouazizi, 27 anni, era laureato, vendeva la frutta perché non aveva altro lavoro. Di fronte a questa palese ingiustizia di tutti questi paesi, il nostro Ministro degli Interni, scambiando la causa con l'effetto, ha detto che bisogna stare attenti che arrivano un'ondata di 1 milione e mezzo di immigrati, una cosa apocalittica. Forse rimuovendo le cause, pensando anche a una diversa politica estera nei riguardi di questi paesi, la causa, cioè questa immigrazione di massa, non ci sarebbe. Lascio la parola al consigliere regionale Roberto Fasoli che ci spiegherà cosa ha fatto il Consiglio regionale. Buonasera a tutti. Il Consiglio regionale in questi giorni è impegnato nel bilancio. Quando si discute di bilancio non si può interrompere con altri argomenti, ma di fronte ai fatti tragici di questi giorni noi abbiamo proposto che tutti i gruppi prendessero una posizione e abbiamo stilato un documento sottoscritto da tutti i gruppi presenti in Consiglio, nel quale si condanna in modo netto, senza equivoci, le violenze che sono successe, in particolare negli ultimi giorni in modo drammatico in Libia, perché in aula rimbalzavano gli avvenimenti. Abbiamo dichiarato palesemente finito con questi eventi del Nord Africa ogni forma di neocolonialismo e ogni forma di regime autoritario che sfruttava i popoli per il proprio arricchimento personale, calpestando i diritti umani, ogni forma di democrazia e usando metodi di governo spesso ai limiti, quando non oltre, la legalità. È un documento importante che chiede all'Italia di farsi parte attiva a sostegno di questi movimenti, quindi senza equivoci e ben prima che il governo decidesse di rompere gli indugi come ha fatto tardivamente. Chiede un intervento della comunità europea e della comunità internazionale perché ci sia un aiuto a questi popoli per evitare che ci siano altre violenze e che si corra il rischio che un movimento popolare sorretto dalle popolazioni giovanili possa avere come esito, cosa che non ci auguriamo mai che possa succedere, di tipo autoritario o peggio ancora con forme di fondamentalismo. Dipende dall'Occidente e questa è una cartina di tornasole se l'Occidente saprà essere o no lungimirante. Questo documento è stato sottoscritto da tutta l'opposizione, da tutta la maggioranza e da tutti i gruppi, Lega Nord compresa.
Perché dico Lega Nord? Perché è successo un altro fatto in Consiglio regionale increscioso, del quale voi siete a conoscenza, che nel corso della trasmissione televisiva l'assessore preposto peraltro alle politiche dell'immigrazione si è lasciato andare a delle frasi che sono inqualificabili e certamente incompatibili col suo ruolo. La cosa è stata sollevata in Consiglio, non solo da noi, come era ovvio, come gruppo del Partito Democratico, ma anche da altri esponenti. Noi abbiamo chiesto che all'assessore venga tolto il mandato e comunque venga tolta la delega sull'immigrazione, perché se non si capisce in un frangente come questo, quando sono in gioco i destini del nostro Paese, dell'umanità del Mediterranea intera, e si rischia di cambiare la geografia del mondo e i rapporti economici, sociali e politici con queste generazioni, preoccuparsi addirittura di respingere col mitra, questa è stata l'espressione, i profughi che scappano da queste condizioni, diventava un atto incompatibile anche con la rappresentanza in Consiglio regionale, perché noi dobbiamo difendere anche l'istituzione che rappresentiamo. Ecco, questi due fatti sono due fatti importanti. Devo dire che c'è stata una discussione per quanto possibile nel corso del bilancio, perché ci sono delle regole da rispettare anche su questo tema. Io credo che questa sera abbiamo fatto bene noi qui ad essere presenti, perché rimbalzeranno le notizie, arriveranno anche in quei paesi, non solo in Libia. Loro devono sapere che c'è una fetta di popolazione che non è indifferente a quanto sta succedendo, e faremo tutto quanto è nelle nostre possibilità perché l'evoluzione sia un'evoluzione democratica e che il Mediterraneo sia un Mediterraneo di pace e di prosperità per tutte queste popolazioni. L'Africa si ribella, noi siamo i primi ad essere interessati che l'Africa diventi, com'è possibile, un grande continente ricco, ma ricco anche di cultura, di democrazia e di umanità, e non solo per, diciamo, arricchire alcuni governanti che hanno fatto del potere una condizione per vivere una vita al di sopra delle condizioni in modo incommensurabile del loro popolo. Questa testimonianza nostra è importante. Volevo dirvi, quello che abbiamo fatto in Consiglio regionale assieme agli altri gruppi non è solo merito nostro, non lo voglio iscrivere. Noi, per quanto ci riguarda, abbiamo fatto anche l'altra iniziativa riferita al fatto che in questo Paese, quando scoppiano questi avvenimenti, bisogna prima di tutto tutelare la democrazia e le popolazioni. Il problema degli immigrati è un problema che esiste, il problema dei profughi esiste, è un problema che dovrà affrontare tutta la comunità europea, e noi dovremo farlo, come recita il nostro documento dei gruppi consigliari, in modo solidale. Quindi senza preclusioni e senza idiozie o frasi senza senso come quelle che sono state pronunciate. Grazie a voi di essere venuti questa sera. Grazie Roberto. Sì, diceva Roberto, la rivoluzione dei Gelsomini, gli avvenimenti dell'Egitto, della Libia, da cosa sono stati provocati, oltre che dall'ingiustizia? Da internet, perché la popolazione dell'Egitto, 80 milioni, ha meno di 25 anni per il 70%, un popolo di giovani che usa internet e che internet è diventato per loro il mezzo per comunicare la loro insoddisfazione, la loro voglia di giustizia, e sono riusciti a rendersi solidali l'un l'altro. C'è stata la possibilità di comunicare. La grande preoccupazione di tutti questi regimi è sempre stata di evitare il propagarsi di notizie a loro contrarie, e invece internet ha reso possibile tutto questo.